Ciao ragazzi, benvenuti sul canale del Team FS. Siamo sul lago. Oggi siamo Freddo. con Michaelino, mitico. Ci proviamo, dai. Molto Beh. freddo, però sono fiducioso. È dicembre. È dicembre. Oggi inizia la stagione ufficialmente invernale e Ma noi non molliamo, siamo qua. siamo qua. Ci proviamo. Oggi ragazzi la pescata è impostata con barchino, io, versus Lancio. lancio. Ragazzi, qua c'è della sostanza. Vediamo. Vediamo chi vincerà. Sicuro nessuno dei due mollerà, quindi No. dita incrociate. Speriamo di vederci presto da Materassino. Grandi. Ci siamo ragazzi. Primo lancio della sessione, spomb bello carico, con un mix ultra attrattivo. Che treccia stai usando qua? Quella della linea proprio di Sbomb. Ah, Una 0,16 se non ricordo male. Sì, la treccia penso sia molto meglio sullo Sbomb perché comunque è rigida, quando vai a colpire la clip cade lì, mentre col monofilo a mio avviso, specie sulle lunghe distanze, qui adesso parliamo di circa 100 metri, però già sui 130 hai un allungamento che sembra ma perdi in metri, e visto che comunque a lancio rispetto al barchino sei comunque meno preciso, vuoi, anche se sei molto bravo a lanciare, sei meno preciso, credo sia abbastanza fondamentale, ecco, utilizzare la treccia. Ovviamente shock leader, questo è un 50 libbre perché sennò la romperei nel lancio. E niente, fondamentalmente io quando poi vado a lanciare cerco di crearmi una linea immaginaria in alto e punto quella linea, perché con anni di prove e tutto mi aiuta a cadere nel mio hotspot fondamentalmente. E ovvio, quando c'è del vento sulle lunghe distanze bisogna calibrare il lancio con qualche grado in più a destra, però diciamo che bisogna cercare di essere il più precisi possibile, specie sulla lunga distanza. sono d'accordo con te. D'inverno ovviamente li si dà un po' meno, giusto per attirarle, specie in un lago come questo che non abbiamo una grossa profondità e il pesce sicuramente sarà molto più fermo, magari in cave più grosse con più profondità qualche sbombata in più può attivarle. E niente, solitamente d'inverno cerco di darne poco e spesso per attivarle, perché credo che le carpe, specie nei laghi come questi che sono fondamentalmente i ticket lake, rimangono ferme, però quando questo va in acqua associano il rumore a cibo, quindi magari una spombata, due ogni oretta e mezza, due, le attiva e me le fa andare sullo spot, perché sicuramente sono vicine, però bisogna dargli l'incentivo. Vai. Niente, andiamo a caricare, facciamo un altro lancio. Oggi cercherò di pescare sul paletto perché comunque c'è una piccola secca, fortunatamente abbiamo del sole e penso che i pesci possano girare lì perché c'è meno profondità, si scalderà un pochino di più rispetto all'altra porzione di acqua, quindi presumo che i pesci comunque un passaggio lo faranno. Come dicevo prima, non andrò a darne troppo, adesso ne aggiungerò solamente un altro, poi vedrò un po' nel corso della sessione se ho una risposta dei pesci. Se magari vedo che tardano ad arrivare, insisto, qualche spombata senza esagerare, perché non li voglio saziare, perché secondo me in inverno è fondamentale attirarli, non saziarli. Il pesce è molto più fermo, più bloccato, il metabolismo è molto più rallentato, quindi è giusto una questione di attrazione. Difatti, quando andrò a calare le altre due canne, in una ho fatto una bombetta, nell'altra una dumbbell bilanciata, un'aba bilanciata, molto importante, e proprio perché il pesce è molto non apatico, però è tutto rallentato, specie nei laghi come questo che c'è poca profondità. Andiamo a fare l'ultimo lancio, rilanciamo
lo sbomb e successivamente la bombetta e l'innesco. Fondamentalmente pellet di diversi diametri, qualche aba sbriciolata e tutto già bagnato da diversi giorni con un po' di acqua e un po' di salsa piccante, perché ok che è inverno, però in questo lago c'è una forte presenza di pesci gatti e solitamente utilizzando la salsa piccante ho notato che ai gatti non piace molto. E poi altro fattore fondamentale, credo che le spezie, specie il piccante, aiuti le carpi in inverno a digerire meglio, perché non essendo dotate di stomaco in inverno la temperatura è molto fredda, fanno un po' fatica, ecco, a digerire. Diciamo che gli diamo un piccolo aiutino con questa salsa. Andiamo con l'ultimo lancio. Bene ragazzi, lancio dalla bombetta. Bombettina piena di aba sbriciolate. Bello il lancio. Giusto, giusto. Ecco, mi sento di dire che una cosa che aiuta molto nel lancio e che purtroppo ho sbagliato anch'io negli anni è riempire correttamente la bobina. E sembra una cavolata, ma anche quel mezzo centimetro va praticamente a frenare su questa parte. Io un metodo che utilizzo di solito quando vado a caricare, penso che sia al punto giusto, o con un telefono o con un righello, comunque una cosa che deve essere dritta, lo appoggio e controllo l'ombra dall'altra parte. Se indicativamente c'è poca ombra, giusto quel millimetro, sono a buon punto. Se ce n'è di più, continuo ad aggiungere filo. Quando andiamo a lanciare, il filo probabilmente sfrega e si perdono metri su metri su metri, mentre con una bobina riempita correttamente ci aiuta comunque a guadagnare quei 10 metri in più, che fondamentalmente se uno pesca corto non fa la differenza, però specie su campi gara aiuta veramente tanto. Raggiungere anche quei 5 metri in più rispetto agli altri può fare la differenza se avere una cattura /2 in più, quindi è una cosa molto importante. Adesso andiamo a lanciare una Dumble alleggerita con un po' di sughero. Questo è un rig che sto usando da un anno, fondamentalmente è un combi di rig, mi piace chiamarlo così. Utilizzo un kickers che mi va a formare la D e ho la parte morbida con la treccia. Questo perché ho cercato di utilizzare il meglio di due terminali che sono molto utilizzati in questo periodo, lo spinner rig e il combi rig. Ho certe cose che non mi piacciono dello spinner, certe cose che non mi piacciono del combi, quindi ho cercato di eliminarle e ho creato questo. Fondamentale quando andiamo a lanciare lungo è un trave, un boom in fluorocarbon. Io di solito uso un 0,55 anche 65, specie se devo lanciare molto lungo, perché mi aiuta a tenere il tutto staccato dal piombo. Un connetto in silicone e se posso prediligo utilizzare il piombo inline perché ritengo che ci sia una migliore allamata, ecco, c'è meno gioco su tutto il sistema, mentre con una clip il piombo ha molto più gioco. Ovvio, se il regolamento del lago non lo permette, mi adatto e utilizzo la clip, magari accorcio ulteriormente la sezione di boom per andare a compensare quel gioco che ha. Un'altra cosa che mi sento di dire è che tanti vedo che pensano che piombo grosso, quindi pesante, piombo da 150-160 uguale lancio lungo. In realtà con gli anni ho notato che il piombo va adattato un po' all'acqua e un po' come lanciamo noi. Ad esempio adesso noi stiamo pescando sui 100 metri. L'ultimo lancio che ho fatto ho utilizzato un piombo di 78 grammi, che uno direbbe 78 grammi è relativamente poco per lanciare a 100 metri. In realtà se uno impara a lanciare nel modo corretto e a caricare la canna nel modo corretto, ci si arriva tranquillamente.
Eccoci ragazzi, è la mia volta, tocca a me. Barchino, che noto essermi dimenticato l'antenna, adesso gliela montiamo. Batteria è già pronta, spero sia carica. Qui con me ho il mio classico intruglio con una base ABA sbriciolate. Ho aggiunto del pellet, della canapa, delle Tiger e poi ho bagnato tutto con liquid food e anche un po' di liquid attractor per cercare di fare una nube ancora più intensa. Questo è il primo intruglio, cercherò di fare delle palle con questo e poi qua ho Tiger e canapa chef made cucinate un paio di giorni fa, le ho lasciate quasi al naturale. Contando anche le parole di Michael, ho voluto aggiungere un tocco di speziato, ho messo cannella e peperoncino dolce, classici barattoli che vendono insomma nei supermercati a uso umano. Difatti ha colorato un po' l'acqua e insomma sono contento dei miei 2 intrugli. Ne ho anche un terzo, ma ve lo mostrerò nella calata successiva. Che dire, metto su l'antenna e andiamo a calare. Quindi Luke va a fare delle palline praticamente. Yes, delle palline per me ultra attrattive, piene di liquid food, con questa pastella creata con il pellet aromatizzato ABA e le ABA sbriciolate. E ragazzi, sono sincero con voi perché qua lo sapete non ci sono segreti, ci ho messo anche un po' di pan grattato per cercare di dare un'amalgama, insomma una sorta di legante in più, ecco. Però parlandoci chiaro sono sicuro che anche senza il pan grattato le palline sarebbero venute perfette come quelle che state vedendo adesso. Ho aggiunto delle boilers intere che quelle fanno un po' fatica appunto a rendere tutto molto più elegante, però dopo un paio di pressate funzionano, direi. Quindi vai a formare in poche parole le palle perché ti garantisce che arrivi sul fondo la pastura invece che si disperda nella colonna d'acqua. Il concetto è proprio quello, palle che se va male si aprono in 2, però sono sicuro che ci arrivano sul fondo. Qui penso che indicativamente gireremo su i 2-3 metri, adesso dove andrò a calare con precisione non lo so, però non penso che ci sia una profondità più elevata, ecco. Sì, poi considerando che comunque oggi c'è anche vento, sicuramente ti aiuterà insomma a non disperdere la pastura dove non deve essere, Sì. non deve essere messa fondamentalmente. Ecco, questo è un problema che magari con lo sbomb si può avere. Vero. E niente, vedremo in poche parole chi spunterà la prima partenza. Vediamo, io sono fiducioso, tu lo sai, io sono sempre fiducioso. Bisogna essere sempre fiduciosi, anche perché comunque le armi buone mi viene da dire che le abbiamo. Ci sono. E fondamentalmente ok, l'acqua è fredda, però come dicevo prima sono convinto che questa porzione di lago rispetto all'altra si riscalda prima perché il sole sta picchiando e potremo avere buoni risultati, ecco. Speriamo. Ragazzi, mi stavo quasi dimenticando di tirar via l'ardiglione. Qui sapete non si può utilizzare l'ardiglione, quindi schiacciamo il tutto e siamo pronti alla calata. Luke, prima che vai a calare, facci vedere il terminale che intendi utilizzare. Direi molto basic, inline, perché sono della stessa teoria di Michael. Il piombo inline ti dà sicuramente quell'auto allamata molto più veloce di quello che può essere una clip a sgancio rapido. Terminale molto basic, uno spezzone di boom e niente. Un pezzettino di treccio morbido, diciamo, ecco. No, l'ho fatto diretto, lo spinner. Un Diretto così. che insomma ho visto nel corso degli anni che merita. Però io prediligo il combi. Ma questo giro ci voglio provare. L'altra volta
in un video insomma che se è già uscito ve lo lascio qua in alto a destra, alla vostra destra. L'altra volta mi ha regalato un bel Amur, ero in posta 9-10, non mi ricordo, 10 dall'altra parte del lago, e quindi niente, voglio provare. Spinnerino pop-up del 14, aggressiva, dippata da non so quanti mesi, un classico piombino per bilanciare il tutto, perché ho sentito insomma, adesso non ricordo in quale video, però i ragazzi dicevano che il tungsteno attira i gamberi. Qui non so se ci sono gamberi, però per ovviare al problema preferisco mettere un classico piombino in piombo, ecco. Ragazzi, Quindi ci rilasci anche delle perle, tungsteno attira i gamberi. questo non mi ricordo da chi l'ho sentito, sono sincero, su YouTube. E niente, mi fido dei ragazzi che lo dicevano. Adesso non so sinceramente chi è, quindi non voglio fare nomi, però mi fido, quindi ci proviamo anche noi. Ottimo. Alla fine Luke adotti una strategia come la mia, una pasturazione non troppo massiccia, ecco, diciamo, quindi proprio 3 palle giusto per attirare un po', e poi presumo che tu andrai ad aggiungere un po' di Tiger che ci hai fatto vedere prima con la canapa, ecco. Sì, proprio così. Questa sarà la mia calata. Non voglio aggiungere altre palline e aspetto di vedere magari la risposta dallo spot. Voglio vedere come risponde lo spot principalmente. Poi se vedo insomma che ho subito risposta, allora cercherò di dare un po' più alimento, ecco. Però sempre rilacciandomi al discorso di Michael, non voglio saziare, ma voglio mantenerli in pastura. Quindi se avrò tante carpe, abbonderò un po' con la pastura e aggiungerò anche una decina di boilers a ogni calata. Sì, credo che questo sia una cosa comunque fondamentale, specie in inverno piuttosto che in estate. Assolutamente. È un attimo andare a bloccare uno spot e saziarle e non vedere tante partenze. Sì, Quindi... assolutamente d'accordo. Vediamo, Ok. dai. Dita incrociate. Ecco ragazzi, fondamentalmente il mio avversario oggi sarà quel brutto essere di plastica che comunque vi dirò, io sono sempre stato un po' contro, però ho fatto una sessione giusto 2 settimane fa e mi sono dovuto ricredere, perché quel signorino mi ha praticamente salvato la pescata e ha fatto sì che potessi fare pesce. Bene ragazzi, non so quanto si può vedere a video, però ho intenzione di andare nel sottolivo opposto, perché penso che i pesci possano stazionare là, quindi vedo se riesco a bussargli in casa. La calata non è eccessiva, sono sicuro che la pop-up sarà ben visibile e chissà, magari ci vediamo subito da materassino. Comunque mi viene da dire che la pop-up segue il discorso che facevamo prima dell'attrazione, perché fondamentalmente con il colore acceso e tutto può dare una marcia in più, specie in inverno. Tu cosa ne pensi, Luke? Ah sì, penso come te, insomma, sono sicuro che in alcuni posti la pop-up è riconosciuta come un allarme, però l'altra volta ci ho catturato, quindi ci proviamo. Non voglio andare troppo vicino perché non so cosa c'è là di là, ma direi che sono forse a 3-4 metri. Andiamo. Canna calata, la prima. Poi ragazzi, ci siamo, seconda calata. Sempre stesso sistema inline. E questo giro, mitico combi. Sono amante del combi in tutti i sensi. Qui metto un amo molto più piccolo di quello di prima. Quello di prima era un chlor, questo è un carp rush, mi sembra il Century. Però ami che sono veramente indistruttibili. Qua la punta è veramente forte, tiene veramente le lamate e anche gli incagli, aggiungo. Tigerina ovviamente è ABA e metà pop ABA. Quindi adotterai sempre la stessa strategia, 2-3 palle e un po' di Tiger.
Quindi credi che oggi possa fare la differenza non, come dire, differenziare la pastura ma tenere la stessa, ecco, sullo spot? Sì, io sono della teoria che è meglio pasturare con la stessa esca che inneschiamo. Sì, effettivamente anch'io in certe pescate, devo dire la verità, mi è successo di comunque avere sì la linea da pastura e la linea da innesco, però sul proseguo della pescata andare comunque a innescare sul terminale la stessa pallina che utilizzavo da pastura e ho notato un po' di differenza, ecco. Cosina in più. Sì, perché comunque sai, il pesce, per quanto sia lo stesso mix, nota qualche micro differenza e secondo me in sessioni di più giorni può fare la differenza, ecco. Penso anch'io così. A differenza, questa canna voglio andare ad aggiungere anche l'altro mix che ho fatto, che adesso vi mostro. Questo, ragazzi, è un mix per me veramente cattivo. Si parla fondamentalmente delle stesse cose, stesse componentistiche: Tiger, canapa, aba specciolate e un po' di pellet, molto meno dell'altro, però fondamentalmente sono sempre gli stessi ingredienti, solo che la differenza qui è che ho tritato le Tiger, quindi ho un pastone per me veramente attrattivo, che questo si discioglierà proprio su tutta la colonna d'acqua e con questo vento di oggi magari fa anche una nuvola leggermente più grande. Voglio metterlo nella canna centrale per vedere che magari mi fa una zona un po' più ampia di pastura, ecco. Sto pescando comunque con 3 canne, penso in 15 metri, quindi niente, questo non farò la palla, lo butterò un po' così. Come vedete ha già una granulometria relativamente grossa e vediamo cosa salta fuori. Ci proviamo. Ok, Luchino, quindi ti avvii con la seconda calata? Sì. Presumo andrai sempre nelle vicinanze dell'altro spot di dove hai calato Assolutamente. l'altra, ecco. Assolutamente. L'idea è quella di tenerle tutte relativamente vicine tra loro. Adesso non so quanto si può vedere a video, però quella di sinistra l'ho calata fondamentalmente in quel cespuglio che c'è nell'acqua. Questa la andrò a calare praticamente davanti alla boa rossa che vedete là in fondo, e quella di destra la calerò in prossimità della punta fondamentalmente. Quindi diciamo cerchi di andare a bloccare il passaggio che si va a formare tra le due porzioni di lago, ecco, in poche parole. Sì, tra quello che può essere una potenziale secchia e sottoriva opposto. Vediamo cosa salta fuori, insomma, noi siamo qua e ci proviamo. E direi anche che stiamo un po' soffrendo perché comunque ok il sole, ma L'aria è fredda. ragazzi, stamattina quando siamo arrivati qui al lago la macchina segnava 1 grado, quindi mi viene da dire che sì, le temperature sono veramente rigide e è dura, però come si dice, Team FS è sempre sul pezzo. Vai mollare. Ecco ragazzi, come dicevamo prima, potete vedere le increspature sull'acqua perché c'è un po' di vento che a mio avviso in certe postazioni, anche qui a Rosario, può aiutare come può essere deleterio. Tu Luke, cosa ne pensi? Il vento aiuta? È un'arma contro di noi? Hai una tua, come dire, visione? Ma non saprei, non saprei dirti, perché a volte ho fatto pescate importanti anche con vento a sfavore. Mi viene in mente una bella pescata che ho fatto al Ghost, avevamo praticamente il vento che ci spingeva a sfavore, appunto, quindi non saprei dirti di preciso. A volte si dice che avere il vento in faccia ti porta il pesce sullo spot, però non saprei, non ho proprio una regola che seguo basandomi sul vento.
Quindi niente, non mi rimane che tenere le dita incrociate e sperare, che siamo fortunati, mi viene da dire. Noi, insomma, cerchiamo di fare le cose al meglio per avere il risultato sperato, direi anche il prima possibile, mi viene da dire, perché il freddo qua è forte. Ho messo le mani nell'acqua e ho le dita congelate, ragazzi, congelate. Secondo me dipende un po' da lago a lago. Ecco, ci sono i laghi dove comunque le carpe seguono il vento, specie in grandi laghi, però con una piccola eccezione, che prevalentemente sono le carpe piccole che seguono il vento, perché sono abituate a girare in branchi maggiori rispetto alle grosse e quindi seguono il vento, perché comunque il vento muove il fondo, come sanno un po' tutti, e porta cibo, ecco. Mentre le grosse, che sono quelle che noi stiamo cercando in questo momento, sono più furbe, ovviamente. Quindi sì, magari seguono il vento, però a debita distanza, perché sanno che là fuori c'è un Luchino e un Michael che gli hanno messo 2 ABA pronte. Contornate da Tiger profumatissime. Vabbè, dai, insomma, mi viene da dire che... Cos'è che avevo detto? Mi parlavi di risultato, speri che il risultato arrivi, quindi, niente, è proprio questo. Speriamo, insomma, che il risultato arrivi molto presto, perché c'ho le mani che fumano, ragazzi. Diciamo, ecco, almeno per questo grado di sofferenza, un pesciolino, uno piccolo. Vediamo, dai, siamo fiduciosi. Seconda canna calata. Io, a differenza di Michael, sto pescando con 3 canne, che Michaelino ha voluto impostare la sua sessione con 2 canne. Vediamo se la terza canna può portare risultati differenti o se prenderò il pago anche oggi. Vediamo. Ecco, anche qui potrei spendere 2 parole sul discorso di utilizzare 2 o 3 canne. Mi viene da dire, ragazzi, che 2 o 3 canne, allora, sulla lunga distanza, quando andiamo a utilizzare più canne, aumenta il rischio di, come dire, aggrovigliarsi con gli altri fili, bisogna picchiarsi molte più spombate, specie d'inverno si fa più rumore, quindi non so, mi capita di pescare con 3, mi capita di pescare con 2, però oggi mi sono sentito di metterne 2, vuoi perché comunque ci sono 3 fili già di Luke in acqua, io ne ho 2, ci sono altri pescatori sul lago e comunque i fili disturbano i pesci. Anche se oggi il pesce non è particolarmente attivo perché è freddo, però lo disturba. In laghi più grandi magari potrei andare a mettere la terza canna, però preferisco pescare con 2 perché così posso concentrarmi, essere, come dire, più preciso su quelle 2 canne e essere sicuro al 100% che sto facendo le cose fatte bene, mentre magari con la terza le farei fatte bene ugualmente, però comunque è, come dire, una cosa in più, un filo in più in acqua, più vibrazioni, possono disturbare di più, specie il pesce attualmente che non si muove tanto, non so, ecco, questa è la mia teoria. Funziona o non funziona? Non lo so, abbiamo iniziato la pescata da poco, vedremo il risultato a fine video. Vedremo se l'avrà vinta il barchino, se l'avrò vinta io a lancio. Una cosa sicura in comune che avremo sia io che il buon Luca è che sicuramente prenderemo un sacco, ma un sacco di freddo. Boh, ragazzi, direi ultima calata. Qui, ritornando al discorso del vento, voglio cercare di approfittarne, insomma, di questo vento. Abbiamo un vento che spinge orizzontalmente, quindi l'idea è quella di mettere tra virgolette un po' più pastura fatta con lo sfarinato, con le Tiger sbriciolate, che se in caso appunto il vento mi spinge la pastura a sinistra mi può anche, tra virgolette, forse, spero, prendere anche le altre 2 canne. Quindi qui ho fatto 2 palle di pastura Tiger, ho messo 2 cucchiai di pastura
sbriciolata senza compattarla, e poi vado ad aggiungere 2 smanate di Boyless, perché su questa canna ho messo un hawkbait del 20, sempre ABA. Quindi diciamo applichi un po' il principio della pasturazione del fiume, c'è corrente, quindi movimento, pasturo fondamentalmente a monte, 5, 10, 20 metri secondo della corrente, e mi porta giù e vado sull'hotspot. Sì, la teoria è proprio quella. Vediamo, magari il vento appunto mi aiuta a creare una macchia su tutte e 3 le canne. Vediamo, ultima calata, dita incrociate, speriamo bene. Quindi Luke, come dicevi prima, fondamentalmente rimarrai sulla stessa zona e cercherai di tenere tutte le canne vicine, ecco, fondamentalmente. Sì. 3 canne che in sostanza vanno, non so quanto si può vedere il video, però vanno dal cespuglio fino alla... Cerco di indicarvelo col ditino brutto, ragazzi. Fondamentalmente quel cespuglio fino all'angolino là. Indicativamente saranno circa 10-15 metri. E niente, Luke adotta questa strategia. Si parte così, poi vediamo, insomma, siamo sempre in tempo a fare dei cambiamenti, ecco, però questa è, diciamo, l'impostazione che voglio utilizzare per prima, perché è quella, insomma, che pensavo anche nei giorni scorsi, perché lo sapete benissimo anche voi, quando si fa car fishing la sessione parte già molti giorni prima, dalla preparazione della pastura, dalla preparazione, insomma, dei vari terminali e da quello che può essere la strategia di pesca che poi andremo a utilizzare. Quindi sono più di una settimana che con Michaelino ci sentiamo tutti i giorni per definire i dettagli, e penso che questo sia il modo migliore per incominciare la pescata. Vediamo, dai. Ecco, nel mentre che Luca finisce la sua calata, vi mostro per quel che si può vedere. Fondamentalmente io sto pescando al di fuori dell'angolo formato dalle 2 porzioni, una canna leggermente alla sinistra del paletto, una canna leggermente a destra, quindi diciamo che cerco di intercettarle su quella che potrebbe essere la possibile secca. Fondamentalmente d'estate mi viene da dire che quella secca paga tanto, l'abbiamo visto anche quest'estate. Non so se ti ricordi, Luke, quando hai catturato quella stupenda koi ghost. Se non l'avete vista, andate a vedervi il video, perché quel pesce spacca il culo. Però fondamentalmente Luke pescava alla 1, io pescavo qui alla 3, e i pesci fondamentalmente li facevo là sulla secca. D'estate rende tanto, penso che possa rendere anche d'inverno, non ho l'assoluta certezza, però proviamo. Ecco, secondo me potrebbe avere il suo perché, per i motivi che vi dicevo prima. L'acqua si scalda un po' prima, è meno profonda, è una zona sicuramente di passaggio, perché comunque il pesce passa di lì tra le 2 porzioni di lago, e niente, solo il tempo ci saprà dare una risposta. Speriamo di vederci a presto sul materassino. Eccolo. No, sei slamata. No, vecchio. Partiamo bene sulla pop-up. Raga, avevo appena finito di calare la terza canna e la prima è partita. Solo che abbiamo slamata secca. Ho fatto anche una bella partenza, però. E qui devo iniziare a studiare una strategia. No, dai, sul terminale confido, sono sicuro che non è stato problema di terminale. No, ma secondo me, come ti dicevo prima, Luke è molto freddo, quindi il pesce non ha mangiato, presumo, molto. Non so, non saprei. Papina gialla. Interessante. Vediamo, comunque abbiamo visto che i pesci sono già sullo spot, quindi... Ecco, Luke, una domanda che mi sento di farti. A questo punto è partita, però tu comunque prima ci hai pasturato. Ora, sulle prossime calate, adotterai la stessa quantità di pastura che hai utilizzato prima? La diminuisci? Penso che questo giro farò la stessa quantità di pastura come prima.
Poi magari se riparte subito vedrò di modificare qualcosa con più pastura, nella speranza appunto che ci siano più pesci e di tenerli potenzialmente sullo spot, quindi con più pastura spero che rimangano lì di più. C'è da dire che al mio intruglio magico ho aggiunto anche un po' di dolcificante, quindi spero che renda tutto più piacevole per i pesci e che li faccia entrare magari in quello che può essere la frenesia alimentare. Andiamo. Squadra che vince non si cambia. Vero. Mi ero appena lavato e asciugato le mie belle manine, ma mi tocca ancora a impastare queste palle. Adesso quasi quasi me ne preparo un po', così che non sto ogni volta a bagnarmi le mani, sperando che i pesci siano collaborativi. Ecco ragazzi, fondamentalmente le palle sono circa di... Che diametro saranno, Luke? Non so, 60, 50. Sì, all'incirca come quelle che si utilizzano nei campi gara, mi viene da dire come pietrafitta, quando bisogna lanciare grossi quantitativi di pastura. Sì. Sì, poi diciamo non ho proprio un metro come viene. Perché essendo... Metodo Team FS, mi viene da dire. Mi viene da dire che fondamentalmente è già un buon segnale, ecco, per Luca aver avuto una partenza, ok? Non l'abbiamo portata a guadino, purtroppo mi viene da dire, ma è un buon segnale perché comunque ha i pesci sullo spot che aveva già precedentemente pensato. Quindi ottimo Luchino, mi sa che oggi mi devo impegnare veramente tanto, perché neanche tempo di calare 3 canne ha già avuto una partenza, il signorino qui, ecco. Ragazzi, c'è da dire che il terminale è relativamente lungo. Cioè, saranno 23 centimetri. Cioè, la mia spanna è da 25. Sarà, sì, 23 centimetri. 25 con amo e tutto. Forse è un po' troppo lungo. Ma io sono sempre propenso a fare terminali più lunghi che corti. Però, se dovessi slamarla ancora, accorcerò il terminale, perché per adesso questa è, diciamo, l'unica nota potenzialmente negativa che mi sento di trovare in questa presentazione. Ecco. Comunque, cioè, ogni tanto capita, capita anche a Danny Fibras, capiterà anche a Luca del Team FS, no? Quindi, vediamo, questa è l'impostazione, ancora dita incrociate, torniamo dal cespuglio. Di certo ragazzi, aggiungo una cosa, chi non va a pescare e non soffre come stiamo soffrendo noi, non li slama i pesci, perché dal divano non li puoi slamare. Noi stiamo soffrendo, freddo, vento purtroppo, un po' di sole che scalda. Cosa ci scalda, Luca? Poco. Poco e niente, mi viene da dire. Però comunque pescando anche l'inverno io ho la convinzione, non so, forse tu mi puoi dar ragione o mi puoi smentire, Dimmi. che nell'inverno si capisce tante cose che in estate non si vedono, perché comunque abbiamo i pesci che sono stravolti fondamentalmente. No, sì, lì mica... Sì, assolutamente. Quindi mi viene da dire un consiglio che vi posso dare: pescate in inverno, c'è quella giornata di sole che c'è quel grado in più, grado e mezzo, andate, provate e sono convinto che non rimarrete delusi, specie perché l'inverno è la stagione delle picche. E noi siamo qua con le dita incrociate. Mi viene da dire, primo svantaggio del barchino, freddo alle mani, di la verità. Sì, quello sì. Quello sì. Poi fare queste palle di metodo non aiuta, perché poi per maneggiare appunto strumenti delicati come questo, uno è meglio se ha le mani pulite. Ha scaricato.
ecco ragazzi, vorrei spendere una parola sul discorso che faceva Luca del terminale. Io quando ho iniziato carfishing fondamentalmente si credeva, ecco, c'era la scuola di pensiero che il terminale doveva essere almeno 20 centimetri, sia con una presentazione in line, sia con un bolt rig, quindi la clip portapiombo o anche elicottero. Mi viene da dire, ad oggi, quindi con pescata alle spalle, esperienze, pesci slamati o allamati in modo non proprio corretto, che il terminale va proporzionato prima di tutto in base alla grammatura del piombo, perché va da sé che se pesco con un inline da 150 grammi a un terminale di 10 cm potenzialmente il labbro alla carpa le lo rompo o la slamo, mentre se pesco con un piombo tendenzialmente un po' più leggero come sto facendo io sulla canna dove ho innescato la Dumble, da piombo da circa 80 grammi, 78 se non ricordo male, ecco, un terminale un po' più corto credo che mi favorisca una lamata un po' più veloce. E non è una regola assoluta, assolutamente, è un mio pensiero che mi sono fatto con le mie esperienze. C'è chi utilizza terminali anche da 35 cm quando fa calate particolarmente lunghe. Io in luoghi come questo, dove comunque abbiamo un fondale prevalentemente duro, giusto Luke, mi viene da dire abbastanza duro, Sì. preferisco tenere un terminale corto. Lo vado a modificare quando ho un fondale morbido, perché il piombo sicuramente sprofonderà e la mia presentazione fondamentalmente deve avere sempre quei 15 cm circa, 15-18 cm di terminale in vista. Quindi esempio, mi viene da pensare a un Pusiano dove ci sono postazioni dove veramente c'è tanto fango e il piombo va giù, esempio mi va giù di 20 cm, andrò a fare 20 cm più 15 cm di presentazione, chiamiamola viva, in vista, quindi risulterà un terminale da circa 35 cm. Non è una regola, è un mio pensiero. Negli anni, secondo me, questo è quello che può portare il miglior risultato. Bene ragazzi, come vi diceva prima Michaelino, ogni 2 ore circa meglio dare una rinfrescata per vedere di mantenerle sullo spot, e appunto adesso sta lanciando un paio di spomb. Vediamo, dai, vediamo. Eccolo. Questa meglio non parlare, aspettiamo di vederla. Sta puntando tutto a destra con le 10 piedi, si forza quel che si può, ecco. Però un consiglio che posso darvi è quello di tenere sempre la punta della canna bassa per cercare di portare il pesce in superficie. Non è sempre scontato, ecco, che il pesce venga in superficie da solo, quindi punta bassa, forziamo quel che riusciamo. Sta puntando proprio tutto a destra, tutto a destra. Sempre punta bassa perché ovviamente non voglio prendere né i miei fili e tantomeno quelli di Michael. Tutta a destra proprio, tutta a destra. Ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
Mi viene da dire comunque che hanno una bella azione queste 10 piedi, eh? Sì, a me piacciono come canne. Le Daiwa Black Widow XT, 10 piedi, 9 libre e mezzo. 9 libre e mezzo. Buonanotte al secchio. 10 libre e mezzo. 15. 3 libre e mezzo. Beh, sicuramente mi viene da dire che una canna con questa lunghezza con il barchino è l'ideale, ecco. Sì, Forse una 12 o una 13 può essere un po' sprecata, ecco, non pescando a distanze eccessive. Però concentriamoci sul pesce. Dentro in the net. Ce l'abbiamo, la prima della sessione. Siamo qua per divertirci, per mostrarvi quello che può essere la differenza tra pesca invernale a barchino e pesca invernale a lancio. Vediamo, raga. La centrale. La centrale che per chi segue attentamente il video senza skippare si ricorderà l'innesco micidiale. Te lo dico io perché so già che te lo sei dimenticato. Tiger e metà pop-up del 10. Ragazzi, non smetterò mai di dirvelo, non tirate sui pesci con la rete del guadino. Ne ho viste di ogni, gente che tira sui pesci senza neanche staccare i bastoni del guadino, che è proprio la carneficina fatta a carpista proprio. Quindi ricordiamoci, siamo qua per divertirci, per la nostra passione, per catturare qualche bel pesciotto, ma ovviamente senza maltrattarli, e bisogna trattarli con tutte le cure del caso. Un bel pesce, mi piace ragazzi, mi piace. C'è da dire che la cosa migliore da fare sarebbe slamarli in acqua, però raga, non vogliatemene male, non ce la faccio perché qua rischio di finire dentro, quindi gli metto sotto la sacca, faccio passare il pesce all'interno della sacca e poi ce lo slamiamo da materassino. Porca troia. Ci siamo. Pesciotto, fish on. Ci siamo. Piccolino ma molto molto gradito. Andiamo a scoprire i segreti. Mostraci i segreti. Mi sono bagnato il ginocchio. Ehi, dai, stai calma. È lamata relativamente buona, labbro inferiore. Eccolo qua. Eccolo qua. Un capolavoro, ovviamente senza ardiglione. Oh! Sta partendo anche a me. Vai. Eccola! Eccola! Solo sul Team FS possono succedere queste cose. Ma è che sta puntando tutto da te. Vai tranquillo. A differenza di Luca, tengo la canna alta, perché comunque utilizzando un filo dal colore molto acceso riesco a vedere molto bene dove il pesce punta. Ovvio è che anch'io adotto la tecnica del laterale se il pesce mi punta
diciamo dove non dovrebbe andare. Questa è catturata comunque con la bombetta con le aba tritate. Ecco, come dicevo prima, sta puntando sulla zona di Luca, quindi per non arrecare troppo disturbo ovviamente vado in laterale. Credo che comunque sia lo stesso ceppo della tua cattura, perché come parlavamo a inizio video, d'inverno il pesce, specie laghi così, è molto stazionario, si muove veramente lo stretto minimo necessario, giusto per alimentarci quel poco. Siamo quasi, Vediamo, che sono curioso. Beh ragazzi, un bel pesciotto che si sta avvicinando al guadino. È dentro. Bella, Andiamo. bella Michael. È la prima anche per te. Adesso fotina doppia, ci vediamo da Materassino. Che dire, siamo partiti bene, no? Direi proprio di sì, Una bella doppietta. L'acqua è congelata. Decisamente. Che bella specchia. È abbastanza agitata nonostante l'acqua sia fredda. Complesso vitaminico delle ABA ci ha fatto suo. Vediamo se riusciamo a mostrarvelo insieme. Dai, una fotina poi vai. Dai. Direi che Siamo partiti alla grande. veramente bene. Una specchiotti, una regina. Un ottimo risultato, no? Decisamente. Volevo girare, così riusciamo a fare una bellissima foto, poi li rilasciamo. Facciamo dare il bacino. E poi dopo tornano da dove sono venute, magari chiamando la mamma, la nonna, le amiche, La zia. parenti e tutte cose. Bella, io sono molto contento. Beh, come ti dicevo, per il periodo sicuramente paga. Sì, una bella Ottimo. doppietta, contando che è dicembre, vada Dio. Andiamo al rilascio, direi. Andiamo a fare un bel release. Pinne a posto, si procede al rilascio. Andate, è l'acqua gelida. Ciao. La tua è bella grande. Un bel pesce. Sarà 9. Meno. Sì, forse 8. Beh, comunque, per il periodo, un certo pesce. Decisamente. Libere. Ciao. È partita mentre ci facevamo da mangiare. Vediamo cosa ci porta Michaelino. Il pesce sta arrivando, direi Non senza... so, a volte vieni in qua, a volte punta sul fondo. Strano. Vediamo di che pesce si tratta. Allora, le specie censite qui sono pesce pietra, più importante. Beh, ambri, regine, specchi. Poi, però, chissà. Gatto. Non avevi detto pesce e gatto, ma ci sono anche loro, sti bastardi. Il bastardo gattone. Va bene ragazzi, non so se questo possiamo considerarlo come un pesce, però Michael all'attivo direi +2, mentre io una sola. Adesso sono indeciso se lanciare un paio di palline col cobra per cercare di fare un piccolo richiamo o se attendere. Adesso ci penso. Bene ragazzi, allora piccola spiegazione di come vado a lanciare. Questa è una mia tecnica che ho sviluppato
diciamo negli anni, seguendo comunque i grandi lanciatori sia inglesi comunque esteri e anche grandi lanciatori italiani, e fondamentalmente i miei consigli li potrei ridurre in tre piccole parti. Usare fondamentalmente canne rigide perché ti aiutano molto nel lancio, sicuramente sono più complicate da caricare, come dire, però una volta che si riesce a capire come utilizzarla ti può rendere in termini di metri, di svariati metri. E altro consiglio fondamentale, inquadro mulinello perché è il filo è molto importante. Mi sento di consigliarvi un filo siliconico, ovvero che all'esterno è ricoperto di silicone perché facilita lo scorrere tra gli anelli. Ovviamente uno shock leader, cercate di sceglierlo col diametro più vicino possibile al filo madre, ecco, quindi in questo caso sto usando un 25, come shock a un 0,30. E molto importante, ed è l'ultimo consiglio, il discorso del mulinello, perché il mulinello va riempito nel modo più corretto possibile, e con corretto intendo che praticamente non si deve creare un effetto ombra tra la parte finale della bobina e il filo, quindi vanno riempiti correttamente i mulinelli. Meglio riempirli troppo e togliere il filo dopo che non fa aggiungere. E io prevalentemente consiglio come mulinelli, mi trovo coi Daiwa, ecco, ci sono due scuole di pensiero, c'è chi preferisce Shimano, io preferisco Daiwa, mi offre una bobina da 45 leggermente più stretta e credo che mi aiuti a guadagnare metri, ecco, quando vado a lanciare. E mentre la canna, ovviamente si parla di canne da 3,75 libbre, magari anche 4 libbre, che fondamentalmente ti aiutano tanto. Una volta avevamo le 3,5, però erano un po' limitate, specie perché oggigiorno si pesca tanto con l'uso della bombetta, e ovviamente la bombetta ha un carico maggiore da gestire, per le canne è un po' più impegnativa. Comunque andiamo a vedere un esempio di lancio, direi. In questo caso sto utilizzando un piombo da 92 grammi, quindi relativamente piccolo, però ecco, insomma, per la prova non mi sento di utilizzare un piombo molto più pesante, perché non ci troviamo in un posto enorme e rischio veramente di andare a finire sull'altra sponda, ecco. E siccome ci sono dei pescatori non vorrei mandarli a casa col vetro rotto. E allora, per fase diciamo di partenza, prima di lanciare, ecco, appena prima, il drop fondamentalmente ottengo circa l'innesto spigot, quindi metà canna. Il posizionamento per il lancio, spalle molto aperte, le braccia non vanno distese verso il cielo come se fossimo ad un festival, ecco, per intenderci. Quindi il posizionamento che ne risulta sarà all'incirca questo. È molto importante perché aprendo così tanto le spalle riusciamo ad andare a lavorare con i muscoli dietro della schiena, perché ricordate, il lancio è un lavoro di tutto il corpo, non di braccia o di spalle. Le braccia e le spalle sì, sono i muscoli che lavorano di più, però visto che abbiamo dei grossi muscoli nella schiena e abbiamo muscoli nelle gambe, se li riusciamo a utilizzare ci aiutano a guadagnare metri. Quindi spalle molto aperte, mi posiziono, punto la direzione in cui dovrei lanciare e mi immagino una striscia immaginaria in cielo per avere un riferimento, perché così posso riuscire a essere preciso. Praticamente quando vado a lanciare, come dicevo, punto il punto in cielo, un bel respiro e poi chiudo il lancio. Beh, direi che ne è risultato un bel lancio. Considerate, ragazzi, siamo arrivati circa, occhio e croce, direi 130 metri, che con un piombo del genere
mi posso ritenere soddisfatto, ecco. E niente, ecco, se volete provare anche solo la tecnica che utilizzo io, per curiosità, perché ci sono persone che ovviamente lanciano molti più metri di me, però ho notato una cosa: quando lanciano così lungo il problema è la precisione. Allora, lanciare lungo è bellissimo, però se perdiamo di precisione non so quanto possa, diciamo, aiutarci in pesca. Io ritengo di essere riuscito ad arrivare al compromesso di precisione e buona distanza, ecco, che fondamentalmente nel carp fishing è, penso, un'ottima cosa. E niente, questa era la mia tecnica di lancio. Andiamo a scoprire i segreti del Maicolino. Niente segreti. Abba sbriciolate, bombettina, terminale semplicissimo nodo senza nodo con un picchino finto, bilanciato, piombo non troppo pesante. Vado a inserirlo nell'angolo in modo che sia bello in vista. Tiro un po' il terminale, faccio piegare l'amo verso l'interno, copro, vado a riempire ulteriormente con le abba sbriciolate fino circa a metà. Dopodiché la cosa più importante anche per la distanza è andare a centrare il piombo il più possibile, in questo modo. Poi vado in chiusura con un po' di pellet misto, aromatizzato ormai da mesi con liquid food, non si sa bene cosa, giusto un piccolo strato per differenziare anche un po' a livello visivo di colore, ecco, insomma qui c'è un po' di rosso, un po' di arancione. E ora è la parte più delicata, che è andare a comprimere bene tutto l'interno, perché se non comprimiamo la bombetta non rende come dovrebbe in volo, ecco. Solitamente adotto questa tecnica prima da un lato, poi dall'altro. Poi mi piace proprio andare a comprimere in questo modo, che faccio uscire l'aria e inizio già a dargli la forma. Solitamente a me piace utilizzare bombette molto piccole, ecco, quando devo raggiungere certe distanze. Quindi cerco di comprimere il più possibile, anche perché così in volo, specie oggi che c'è parecchio vento, non dovrei avere grossi problemi. Ecco, quando sono quasi a questo livello, diciamo compresso abbastanza bene il tutto, tiro il sacchettino, faccio una piccola piega, in questo modo riesco a tenerlo compresso. Prendo il nastro in PVA, bagno la prima parte, poi inizio a chiudere, sempre tirandolo sì in questo lato, ma anche verso, diciamo, la parte finale del sacchettino. Questo fa sì che si comprima ulteriormente. Si fa un po' di giri e poi dopo chiudo. Dopo, altra cosa che si può fare, c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa. Io preferisco andare a tagliare l'eccedenza, specie in inverno, perché poi quando, speriamo, ecco, partirà un altro pesce e non mi trovo un nodo di PVA non sciolto, dovuto anche alla temperatura dell'acqua. Vero. Ecco, la bombetta è chiusa. Solitamente un'accortezza che ho è di fare due piccoli forellini, uno di qua, uno di qua. Questi forellini cosa mi servono? Quando vado a schiacciare gli angoli in questo modo,
mi aiutano a buttare fuori l'aria. Dopo poi andranno comunque coperti con la parte chiusa dell'angolo della bombetta. Umidisco leggermente e chiudo. Giusto il tempo che si gilli per bene e ripeto la stessa operazione dall'altro lato. Chiudo. Bombetta è pronta. Indicativamente è una bombetta molto piccola, come potete vedere dalla mia mano veramente è piccola, però c'è il giusto quantitativo per prendere un pesce e riuscire comunque a spingere per arrivare in secca in questo caso, o comunque anche se fossimo in un altro lago riuscire a spingere e andare veramente in fuori. Prima di lanciarla mi piace modellarla un pochino per renderli, diciamo, questa forma un po' a proiettile, quindi la parte iniziale un po' più stretta e poi che si formi, ecco, così un po' più lineare possibile. Tutto questo non serve per l'entrata in pesca, ma mi serve a me per lanciare il più precisamente possibile, perché sembra un'assurdità, ma un piccolo rialzo da una parte che dall'altra parte della bombetta non c'è, comunque ci fa un po' sfarfallare in volo e perdiamo di precisione. E niente, andiamo a lanciare. Sicurezza del dito, visto che è anche freddo. Io non sono come Luke che non lo utilizza. Sempre. Ecco, per lanciare la bombetta la portiamo all'incirca a livello dello spigot. Ecco, in questi casi di vento mi piace tenere la frizione non troppo aperta. Tendenzialmente uso la frizione un po' più chiusa per evitare anche il disturbo che può causare il filo a filo acqua, ecco, sul velo dell'acqua, comunque un po' di pancia la crea. E per non avere sempre continui bip, ecco, adotto questa strategia. Grande Michael. Andiamo a aiutare i ragazzi che hanno perso il drone, ce l'hanno schiantato dietro la testa. Andiamo a passargli il guadino, che dicono che l'hanno trovato. Intanto dentro l'accampamento si mangia, l'aperitivino fresco e fuori Michael che rinfresca lo spot. Ecco il Luchino che procede con un'altra calata. Mentre si addormenta. Minchia raga, abbiamo mangiato come beduini, come porci, come piccoli porcellini. La pancia piena, sto esplodendo. Tra gnocchi e dolcini vari. E comunque niente ragazzi, mi viene da dire che dopo già 3-4 ore che siamo a pesca, al momento siamo una cattura a testa. Sì, ho fatto un gatto, no Luca? Sì. E non so, tu hai un'opinione da dare? Non saprei, c'è da dire che non ho visto attività nelle altre postazioni, quindi per me non va male un pesciotto a testa. Contando che ce lo siamo fatti pure in doppietta, vuol dire che ce l'avevamo sotto. Adesso calo questa canna e poi ricalerò anche le altre due per vedere se magari un po' di pastura può fare richiamo. Hai usato sempre lo stesso quantitativo di prima? Sei stato un po' più scarico? Un po' meno, un po' più scarico. Un po' più scarico. Vediamo, dai. Io ragazzi, invece da parte mia vi posso dire che, come dire, ecco, a lancio non mi sta andando così tanto male. Sto tenendo comunque rinfrescato lo spot ogni tanto con qualche spombata, come vi dicevo inizio video. E ecco, diciamo che per il momento non noto né dei grossi svantaggi da una parte
né dall'altra. Mi viene da dire che con questo vento sicuramente col barchino Luca riesce a essere molto più preciso di me, perché comunque lanciando nell'ordine dei 105 metri all'incirca, il filo mi crea comunque una certa pancia durante il lancio. Però diciamo che per il momento il risultato è questo. Magari adesso rinfrescando la pastura, rilanciando qualche sbomb, ricalando nuovamente col barchino, riusciamo a mettere di nuovo in moto i pesci e potenzialmente potremo avere qualche altra partenza. E niente, ecco, magari ci vediamo tra un po' sul materassino. Incrociamo le dita. Bene Luchino, avevo una domanda, visto che tu stai usando fondamentalmente solo il barchino, Sì. su laghi medio-piccoli come può essere questo, qualche consiglio, qualche tips, diciamo, per l'utilizzo proprio del barchino, ecco. Bella domanda. Bella domanda. Niente, sapete che col barchino, cioè innanzitutto la prima cosa che mi viene da dire è col barchino uno può andare, appunto, dato dal barchino uno può andare dove vuole, però ricordiamoci che tutti abbiamo limitazioni di postazione, quindi non è che perché ho il barchino e posso calare a lunghe distanze sono esonerato insomma dal vincolo della postazione, assolutamente no. Quindi soprattutto in posti così piccoli dove si può utilizzare il barchino bisogna rispettare i propri limiti di postazione innanzitutto. Poi un vantaggio che può portare appunto il barchino è quello della pasturazione. Cioè sicuramente io sto facendo penso un quarto o anche un quinto della fatica che sta facendo Michael a lancio con lo spomb, carica spomb, lancia spomb. Recupera. Sì, quindi sicuramente sono note positive e niente, direi non ci sono tante accortezze, ecco. Uno va, cala, ritorna. Bisogna sempre, ecco, una cosa diversa da quello che può essere il lancio è che il filo può fare può fare delle pance molto più accentuate. Quindi una cosa che faccio io è cercare di mettere in tensione il filo e poi lasciare che il peso della canna mi dia la giusta trazione, ecco. Ok, quindi fondamentalmente diciamo il punto più cruciale è il rispetto dei limiti in acqua, dei possibili limiti in acqua e anche per gli altri pescatori, ecco, giusto per non andare a rovinarsi una giornata di pesca in discussioni o altre cose. Assolutamente, cioè qua è un attimo, lo sapete, anche se siamo tutti qua per la passione, è un attimo che qualcuno, appunto, non mantenendo le regole, è un attimo che ti trovi da dire per niente fondamentalmente, che siamo tutti qua per divertirci. Sì, mi viene da dire magari, ah, sei stato 1 metro nella mia postazione, hai fatto pesce. Sì, ce ne Sì, ecco, sono. dispute proprio inutili che non servono, mi viene da dire, specie nel mondo del car fishing. Bene, bene, ottimo. Sì. Quindi questa è la seconda ricalata. Andare a ricalare anche la terza? Sì, adesso posiziono anche la terza, gli spot sono sempre quelli, perché fondamentalmente confido ancora, siamo, non so, primo pomeriggio, abbiamo mangiato e magari lo spot può regalare qualcos'altro, ecco, quindi ci riprovo. Mi viene da farti un'ulteriore domanda intanto che il tuo amico torna a casa. Io indicativamente quando pesco con le bombette mi do un range di tempo che varia dall'ora all'ora e mezza. A seconda del lago in cui vado, però indicativamente è sempre quello il tempo. Sì. Tu come tempistiche, diciamo, se non ti parte una canna la vai a ritirare su e a ricalare. Come tempistiche, varie a seconda del lago, hai un tempo fisso, segui la stagione, le partenze, insomma. No, dai, direi sì che questo viene, cioè una nota che viene che influisce insomma in base appunto alla stagione, però diciamo nella stagione che siamo adesso, quindi in inverno, non mi sento di mettere delle tempistiche ecco sulle calate, vado un po' a sentimento. Qui conosco il lago, quindi mi viene da dire che
è un lago che può regalare catture anche in poche ore. Quindi, dato che sono, non so, 2-3 ore che non vediamo niente, voglio dare una piccola rinfrescata. Prima ho provato ad arrivarci col Cobra, ma col vento trasversale i lanci non sono precisi, quindi preferisco andarci su col barchino e vedere magari se questa nuova calata vi può portare un pesciotto nell'immediato, ecco. Se sarà così, il prossimo cambio esca sarà molto più breve in confronto a quello che sono state adesso le circa 3 ore di attesa, ecco. Ottimo, Vediamo, dai. speriamo di vederci a breve dal materassino. Sempre dita incrociate. Abbiamo il Luca in cattura. Le sigarette non lasciatele per terra, l'ho messa solo io dal pod perché non mi piace che mi guardate mentre c'ho la stiga. Comunque questo in teoria è registrato al Carprano. Ci siamo, ragazzi. Il sole ormai, aspetta, che non si sa mai che se si slama ti dà una stecca con la canna. Ah, guarda che ripresona. Ormai qua al cameraman abbiamo il miglior youtuber di tutti i tempi. Niente, raccontacela un po'. Com'è? Che il sole dà proprio fastidio, raga. Il riflesso del sole nell'acqua mi sta spaccando gli occhi. Diciamo che sembra un pesce pesante, però lo sapete anche voi, a certe distanze è difficile fare come cazzo si dice? Una stima. Grazie, è difficile fare una stima. Intanto vedo che mi sono passato sotto le canne, perché per me la teoria della punta bassa funziona, quindi la uso spesso, soprattutto quando pesco con tutte e tre le canne molto vicine tra di loro. Siamo vicini, sento che adesso il pesce ci sta venendo un po' incontro. Ecco, magari dopo Luca ci fai una spiegazione di come fai a gestire 3 canne a questa distanza, tutte molto ravvicinate. Che sono convinto che qualcuno ha qualche difficoltà. Perché comunque, come dicevi inizio video, stai pescando fondamentalmente in uno spot di circa 12-15 metri, giusto? Sì, forse meno. Quindi presumo che a distanze come queste, che siamo attorno ai 100 metri, non sia proprio scontata la cosa, ecco. Ma proprio quel discorso di punta bassa. È vero che non vedo il filo, perché il filo mi entra subito nell'acqua, quindi grosso modo non ho modo, grosso modo, insomma, di... Ecco, si è slamata. No! È slamata. No! Però, raga, questa è la seconda slamata con questo terminale, Così non va bene. Così non va bene. Non va per niente bene. Forse è l'ora di apportare qualche modifica, eh? Così non va per niente bene. Però sì, dai, rispondendo alla domanda di Michael, penso che la punta bassa sia molto importante in questi momenti, perché anche se non vediamo il filo, perché il filo entra subito sotto l'acqua, abbiamo più controllo sul pesce per cercare di farlo sgallare già a lunghe distanze. E il discorso frizioni invece preferisci tenerle chiuse, leggermente aperte totalmente. Considerate anche, ragazzi, che noi stiamo pescando veramente vicino a quegli alberi in acqua, eh? No, frizioni serrate perché credo nell'auto ferrata e poi perché sto pescando praticamente a ridosso degli ostacoli nella sponda opposta, quindi frizioni chiuse proprio. Difatti partenze, mi sa che l'avete vista perché la GoPro stava registrando, le partenze sono tra virgolette minime perché non hanno filo da prendere. Va bene, dai, andiamo a fare una miglioria su questo terminale perché non ci voleva. Mi viene da dire, ragazzi, in aggiunta a quello che ha detto anche Luca, quando si pesca così vicino ad ostacoli, anche per un discorso di salvaguardia del pesce, che non mi stancherò mai di
di dirlo con tutti quelli che incontro, specie chi vedo anche nei ticket lay come questo a trattare tra virgolette male, o cioè non avere la giusta cura del pesce, anche perché magari non è un pesce d'Italia. La frazione chiusa sicuramente è un aiuto in più per far sì che il pesce non si possa incastrare in qualche ramo barra albero sommerso e non andiamo a recargli del danno, perché se un pesce si incastra là e il piombo non si sgancia, probabilmente quel pesce non è destinato a fare una bella fine. Però, come abbiamo visto, comunque Luca sta pescando in un modo, mi viene a dire, corretto, e ok, ha slamato il pesce, ma l'ha slamato qui sotto riva, non gli ha lasciato nulla in bocca, non ha l'amo, non ha il piombo. Brutto, perché potevamo andare a fare un'altra bella foto sicuramente, ed era una bella soddisfazione, perché ricordo a tutti, siamo nel primo giorno di inverno, che comunque non è da sottovalutare. Ecco, una stagione tutto sommato difficile, complicata, non è per tutti, e già quando hai 2 o 3 partenze al giorno perdere il pesce comunque ti scoccia. Però siamo da un lato soddisfatti, perlomeno parlo per me, ma anche penso per Luca, che non gli abbiamo lasciato nulla in bocca, quindi siamo sicuri che quel pesce continuerà a nuotare nelle sue acque e non avrà grossi problemi. Niente Luchino, quindi dici, hai fatto qualche modifica? Porca puttana, amico, porca trota. Niente, ho cambiato il terminale perché ho nulla a togliere allo spinner. Però 2 su 2 è inaccettabile. Quindi adesso ho montato un semplicissimo blowback intrecciato. E adesso andiamo a ricalare più o meno nello stesso punto. Che cosa gli hai innescato? Sempre una pop-up del 14. Ok, quindi punti diciamo sempre su una trazione diciamo visiva, ecco. Sì. Perché niente, ci voglio provare. Voglio mantenere l'innesco che ho utilizzato fino adesso e catturare un bel pesce anche con le pop-up. Bisogna crederci. Dai, vediamo, speriamo che arrivi il pesciotto tanto atteso. Che qua Michaelino sarà pure un pesce gatto, ma per adesso sta vincendo lui. Ok, 2 pesci li ho portati a guadino fondamentalmente, una carpa e un pesce gatto. Però il Luchino, che vuol fare il modesto, comunque ha avuto 3 partenze. Poi che ne ha portata una a guadino e le altre 2 si sono perse per strada, ok, sono dettagli. Però al momento mi viene da dire che comunque siamo quasi alla pari. Per il momento non c'è un vero e proprio vincitore, perché ok, come dicevo, 2 a guadino io, lui una, ma le altre perse. Quello è un problema di terminale fondamentalmente, non è un problema di barchino o lancio. Potenzialmente dovremmo essere in un buon punto, mi viene da dire il migliore di tutto il lago a mio avviso. Difatti gli altri pescatori che sono sulle sponde insieme a noi non stanno vedendo le stesse partenze che abbiamo visto noi, e nulla, ecco, speriamo di vederci alla prossima col materassino e il pesce dentro, non in acqua, ok Luke? Ok, tutto chiaro. Speriamo. Canna cavata, barchino schiantato sulla riva, quindi direi che ci siamo. Non ci rimane che attendere, ragazzi. E niente ragazzuoli, come potete vedere, cicca recuperata. Mi raccomando, non inquinate né in cambio a pagamento o in posti gestiti, né in libera, soprattutto in libera. Cioè, la cicca è vero, come avete visto nella clip precedente, l'ho buttata per terra, ma era semplicemente perché non mi piace farmi vedere mentre fumo. Quindi, mi raccomando, se buttate le cicche in terra, raccoglietele. Un esempio pratico è il posacenere. Buon ragazzuoli, vediamo Michael al lancio. Ormai sei impossessato del canale. Però ci piace. Lasciateci un feedback.
su il Michaelino youtuber. Intanto lancia. Boh, è finito oltre l'orizzonte. Non si sa dove è lanciato, ma sappiamo che lo spot è buono. Quindi dita incrociate, vediamo chi riuscirà a vincere questa challenge. E niente, parlando della GoPro, ovviamente non ha registrato il Carp Run. Ne ero quasi certo. Andiamo alle conclusioni. Che dici, Michaelino? Ma secondo me io lo considererei un pareggio. Fondamentalmente sì, ho fatto 2 pesci, una carpa, un gatto. Tu hai avuto 3 partenze, un pesce a guadino, Solo uno. però ritengo che in quel caso lì è stata proprio sfortuna, ecco, averle slamate. Forse il terminale, forse boh. Ci sono tante varianti, ecco, però secondo me quello che possiamo dire, perché ogni pescata comunque ci insegna qualcosa, che ho questa convinzione, Sì. che il punto chiave che abbiamo avuto entrambi è la precisione, cioè quando riusciamo a pescare precisi, pasturiamo sopra, o io con lo sbombo, comunque tu col barchino, Tornare nello stesso punto. tornare nello stesso punto, comunque cercare di leggere l'acqua, quindi qualche salto, le increspature, il vento dove batte e dove non batte, ci porta a ottenere un buon risultato. Quindi, a mio modesto parere, pareggio con fondamentalmente il punto chiave è la precisione nei Sì. luoghi del genere. Sì, Non sì, so, no, sono d'accordo con te. Soprattutto in ambienti, come dici te, così, la precisione è fondamentale. Poi il barchino ci aiuta a essere ulteriormente precisi e, diciamo, a stringere un po' i tempi. utilizzato con del criterio, mi raccomando, come Sì. ha detto Luke durante il video. Stai nella tua posta. Perché adesso non per criticare nessuno, oggi noi avevamo uno nella postazione diciamo verso di me che ci braccava, ecco, diciamo così, prendeva metro dopo metro e non è proprio piacevole, ecco, dà un po' fastidio perché sì, se tu non fai pesci non puoi andare nella posta dell'altro, Sì. specie in posti così piccoli, quindi barchino usato con della testa, lancio comunque usato con della testa, mantenendo la porzione di lago destinata alla postazione, il risultato grosso modo è lo stesso. Le partenze bene o male sono state quelle, considerate siamo già in inverno, vedere comunque già 5 partenze in un giorno non è male, ok, in 2 però È stato piacevole. Te ci hai dato comunque qualche dritta sulla tecnica di lancio, quindi sono sicuro magari che a voi sì, può far piacere, sicuramente può aiutare. Anche a me. qualcuno penso che possa anche, come dire, sfruttare questi piccoli consigli che Sì, trarre un po' di spunto, ecco. fondamentalmente non è null'altro che esperienza, prove su prove. Una cosa che magari mi sono scordato di dirvi, che mi sento di dirvi, se avete la possibilità con un treppiede, montate il telefono, vi fate un video in slow motion e vi riprendete mentre lanciate. Fidatevi, sembra una cavolata, ma personalmente mi ha aiutato tanto. Penso che addirittura Luca non avesse idea di questa, tra virgolette, cavolata. Le l'ho raccontate e ci è rimasto un po', effettivamente slow motion, vedi come carichi la canna, se la stai caricando a sufficienza. Sono Sì, tante sì, piccole cose, perché anche il lancio è un insieme di tante cose che porta a un risultato comune. Sì, sono d'accordo con te, in tutto e per tutto. Quindi niente ragazzi, che dire, noi speriamo, ecco, di avervi tenuto un po' di compagnia, speriamo anche di avervi dato qualche piccolo consiglio extra e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille. Ciao ragazzi, un Ciao saluto. ciao. E ragazzi, non ci possiamo assolutamente dimenticare di Alessandro e Valentina. Un saluto ragazzi, grazie mille del sostegno. Un saluto.